Sarà costruito a Favara il nuovo santuario dedicato alla Madonna dell'Itria. La nuova chiesa che insiste nel popoloso quartiere denominato appunto Itria, che si estende nella parte nord della città, andrà a sostituire la vecchia chiesetta tra le più antiche della città, troppo piccola per accogliere e contenere i tanti fedeli che la frequentano. Da diversi anni è disponibile un vasto terreno proprio di fronte al liceo Martin Luther King. Adesso, grazie al contributo della CEI, ai fondi dell'8 per 1000, ma anche alle risorse proprie dell'Arcidiocesi, si è avviato l'iter per la sua progettazione e costruzione. Tempi che non dovrebbero essere lunghi, come spiegato ieri sera alla comunità parrocchiale riunita in assemblea alla presenza dell'arcivescovo Don Alessandro Damiano. Don Giuseppe Pontillo, direttore dell'Ufficio dei Beni Culturali dell'Arcidiocesi Agrigentina, ha spiegato lo stato dell'arte e l'iter procedurale del progetto che porterà da qui a breve alla realizzazione della nuova chiesa. Il parroco Don Calogero Lobello si è detto fiducioso nel grande apporto dei parrocchiani, soprattutto nel contributo che daranno con l'8 per 1000, fondamentale per riuscire a coprire tutte le spese necessarie per la realizzazione della struttura, che prevede, oltre al luogo di culto, anche oratorio, sala incontri ed altri servizi. Inizia un cammino a tappe che passaggio dopo passaggio porterà domani a un'aula, una chiesa che possa accogliere e raccogliere la comunità. L'attesa, la progettazione, l'attesa di un nuovo edificio di culto, di una nuova chiesa, è una gioia per una comunità e noi partecipiamo di questa gioia affidandoci all'intercessione di Maria Santissima dell'Itria, perché ci indichi il cammino anche in questa occasione della vita. È il momento di iniziare a incontrare la comunità, i ragazzi del catechismo, i gruppi, i movimenti, associazioni, tutti coloro che sono interessati alla costruzione del nuovo complesso parrocchiale, che non è solo la comunità che frequenta la chiesa, ma è tutta la comunità che sta attorno alla chiesa, quindi tutti gli stakeholder, l'amministrazione comunale, gli imprenditori, per dire che chiesa vogliamo, prima di tutto dal punto di vista ecclesiologico, cioè come ci vediamo davanti al Signore, poi dal punto di vista pastorale, per pensare poi a elaborare il DPP, il documento preliminare per la progettazione, per dare le indicazioni per il concorso per i progettisti e dire questa è la chiesa che noi vorremmo realizzare. È un percorso che pensiamo che si possa realizzare in questa prima fase nell'arco di un anno, poter arrivare il prossimo anno a ottobre a presentare già il preliminare alla Conferenza Episcopale Italiana, la quale con l'8 per 1000 darà il contributo per la costruzione della nuova chiesa. Le strade del Signore sono infinite, lo sappiamo, ma i soldi devono arrivare. Ma certo, prima di tutto con le nostre firme all'8 per 1000, non è una pubblicità diretta neanche occulta, ma la firma dell'8 per 1000 è un principio di comunione, cioè per i cattolici quella firma dice il pensiero a quelle comunità che hanno bisogno di una nuova chiesa, un restauro, un oratorio, alla Caritas e così via. E allora questa è la prima via, poi quando sarà il momento di completare l'opera, quello che servirà ci affidiamo sempre alla provvidenza del Signore. La comunità dell'Itria è stata sempre, e di Favara tutta, è stata sempre una comunità molto provvidenziale. Lo abbiamo dimostrato con la Chiesa Madre, destinataria dei fondi dell'8 per 1000 di un anno alla diocesi di Agrigento. In un anno e qualche mese la chiesa è stata riconsegnata, bella, splendente. Favara ha meritato la Chiesa Madre, ora merita la Chiesa dell'Itria. È un sogno che si realizza, come lo slogan che abbiamo messo sul manifesto. Questo sogno che dura da tanti anni finalmente ha trovato, diciamo, la sua fine. Abbiamo iniziato questo iter che si concluderà da qui a qualche anno sulla costruzione del nuovo santuario. Come abbiamo visto oggi da quello che ci ha detto Padre Pontillo, sarà l'ultima opera dell'edilizia di culto della Conferenza Episcopale Italiana a realizzarsi nella nostra diocesi. Sarà un'opera molto grande, molto importante, perché questo santuario mariano vuole essere anche un punto di riferimento a livello diocesano. Quali sono le tappe che da qui ci porteranno alla realizzazione della struttura? La prima tappa sicuramente è quella degli incontri parrocchiali, interrogare la parrocchia.
La successiva è quella di fare il DPP, il documento preliminare per la progettazione, da lì il concorso alle idee per i nuovi progetti da realizzare, da inviare alla CEI, da validare, da scegliere, e poi l'affidamento agli incarichi degli appalti e poi l'inizio della costruzione. Si è parlato naturalmente anche di denaro, ed è giusto perché ha un costo. E i costi sono abbastanza elevati, si parla di una base di 2 milioni di euro, ma arrivare a estendersi, visto gli altri complessi parrocchiali, anche a 4-5 milioni di euro da spendere sul nostro territorio. Questo significa un indotto importante sul territorio favorese, no? Un indotto lavorativo sulle forniture, su tutto sul nostro territorio. Questo grazie all'8 per 1000. Noi siamo chiamati a dare la nostra disponibilità all'8 per 1000 perché è la Chiesa italiana che ci finanzia, è la Chiesa italiana che ci dà la possibilità di crescere anche in questo.